La Corte di Giustizia europea ha stabilito che la decisione presa dalla Commissione europea nella crisi delle banche italiane del 2014 era sbagliata. L'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi non rappresenta infatti aiuto di Stato. Questa linea dà ragione all'Italia nel ricorso presentato all'epoca, anche se per le banche coinvolte in quella complicata situazione è troppo tardi. Banca Etruria, ad esempio, non c'è più. Ci sarebbero però risvolti importanti anche per i cittadini, i cui risparmi sono finiti nel tritacarne del crack delle popolari venete. Lo sostiene Patrizio Miatello, tra i più agguerriti protagonisti della lotta dei risparmiatori nel veder riconosciuti i propri diritti. E come può riguardare tutto ciò la situazione delle banche venete? Questo qua sicuramente ha una ripercussione politica perché dimostra che la Vestager, la Commissione europea, sbaglia e ha sbagliato per quanto riguarda le banche venete che attendono quel fondo di indennizzo che venga attuato e che la stessa Vestager ha fatto delle richieste. Con questo motivo il governo può e deve andare avanti più di prima, ma attenzione, è dal 31 gennaio che stiamo aspettando, siamo a marzo, quindi preghiamo il governo di fare quello che aveva già promesso da tanto tempo e di attuare immediatamente, in quanto l'Europa non deve entrare su questo fondo.